20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta su Antena 3, la nostra trasmissione di approfondimento come ogni sera, oggi dedicata ovviamente alla notizia di queste ore, di cui già abbiamo ampiamente parlato ieri, torniamo a farlo questa sera, cioè la mossa a sorpresa del governatore Luca Zaia, niente tassa per la pedemontana. Quindi avevamo detto che in qualche maniera poteva essere una ricostruzione politica il fatto di accendere un dibattito su questo e poi intervenire a sorpresa all'ultimo minuto. Di fatto è quello che è successo e che avevamo previsto insieme. Cercheremo questa sera di entrare un po' più nel dettaglio per spiegare cosa significhi e come si possa arginare questa tassazione che avrebbe riguardato, ricorderete, stipendi oltre i 1.700 euro netti al mese, con una cifra attorno ai 30 euro all'anno, da lì ovviamente a salire. Niente tassa per la pedemontana è il titolo. Stasera ne parliamo insieme all'assessore regionale infrastrutture Elisa De Berti. Buonasera, ben trovata. Buonasera, buonasera. E al capogruppo del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti. Buonasera anche a lei. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, prima di entrare ovviamente in questo dibattito, però le volevo chiedere, noi abbiamo discusso molto in questi giorni, facciamo un passo indietro, quindi adunata, del nodo treni. Abbiamo visto e seguito insomma la cronaca di quelle ore, abbiamo visto quelle immagini davvero impressionanti delle tantissime persone che si erano accalcate alla stazione di Treviso. Abbiamo svelato un retroscena oggi, che è quello che nel momento di tensione, chiaramente per l'attesa magari di tutte queste persone all'interno dello scalo ferroviario, gli uomini della protezione civile hanno avuto veramente un lampo di genio e hanno cominciato a cantare quel mazzolino di fiori in modo da stemperare gli animi, e quindi tutta la stazione poi si è messa a cantare. Davvero una ricostruzione interessante, insomma, di come si può arginare un pericolo con la psicologia, diciamo, e creando anche gruppo. Però mi interessano i suoi numeri. Cosa dicono? Allora, noi abbiamo fatto diverse riunioni con i rappresentanti di ANA, con Trenitalia e ovviamente la sezione della mobilità della Regione Veneto. L'input che avevo dato io era quello di mettere a disposizione tutti i mezzi che l'ANA richiedeva, sia su gomma che su treno. Hanno fatto un prospetto, ok, un'ipotesi richiesta da ANA, perché chiariamo, è stata l'ANA, gli alpini che hanno chiesto dove incrementare i treni, su quali linee incrementare i treni. È stato fatto un prospetto di 70 treni in più speciali, oltre a quelli che già regolarmente circolavano, e per un costo di, parliamo per quanto riguarda i treni, 65.000 euro, più un'ulteriore spesa di 95.000 euro per quanto riguarda la gomma, perché poi anche MOM ha sostanzialmente messo in campo tutta una rete di navette e di autobus per il trasporto delle persone. Giovedì non ci sono stati problemi, venerdì non ci sono stati problemi, domenica neppure, perché anch'io ho preso il treno a Mogliano per recarmi alla Dunata per vedere anche un po' l'organizzazione di Trenitalia, sì, perché volevo rendermi conto con mano. Sabato ero in contatto con il direttore di Trenitalia fin dalle prime ore della mattina. Teniamo presente che Trenitalia, oltre a quello richiesto dagli alpini, ha messo in campo altri 20 treni. Non c'erano treni in officina, tutti i convogli erano sulle rotaie, avevano chiesto un ulteriore supporto, 30 capitreno e 30 macchinisti dalle altre regioni. Cioè, credo che tutto quello che era possibile fare sia stato fatto. Certo è che prevedevano praticamente 60, 70, 80.000 persone che sarebbero arrivate sabato a Treviso, ne sono arrivate solo con il treno, ripeto, solo con il treno 150.000. È ovvio, certo, che la situazione è entrata in emergenza. Io personalmente ho tenuto monitorato via telefono con il direttore Baggio la situazione tutto il giorno, e so che il direttore è rimasto sui binari con le persone che dovevano prendere il treno fino alle 3, 3 e mezza della notte. Ha fatto tutto il giorno fino alle 3 e mezza della notte. Cioè, umanamente credo che non fosse possibile fare di più, però quello che ci tengo è che non c'è stato alcun errore, è stato fatto anche di più di quello che è stato richiesto sia a Regione che a Trenitalia. Però questi numeri non se li aspettava nessuno, è stata una adunata con una partecipazione assolutamente straordinaria. Questo quindi che ha avuto anche un impegno economico, le dice, da parte della Regione? Sì, insomma 95.000 euro per la gomma, più altri 65-66.000 euro per il ferro. Mi capite bene che ci aggiriamo intorno ai 170.000 euro per 4 giorni di trasporto pubblico locale, in più rispetto ovviamente già al
al servizio normale. Facciamo un paragone poco fa, prima di iniziare, con Venezia e il Carnevale, quindi, sì. No? Cioè, perché sì, perché io ho preso ieri che il senatore Piccoli ha fatto un'interrogazione parlamentare perché considera questo episodio della Dunata degli Alpini come un secondo errore che è stato fatto per problemi di sovraffollamento nei treni nei casi di diciamo eventi eccezionali. Ci tengo a spiegare che per quanto riguarda il Carnevale di Venezia, la Regione non viene chiamata ai tavoli in prefettura per decidere eventuali rinforzi nel trasporto pubblico locale, sia come treni che come gomma, partendo dal presupposto che qualche mese fa, quando era stato fatto il tavolo dove si era discusso il trasporto pubblico locale, il rappresentante del Comune di Venezia aveva posto il veto a Trenitalia di aumentare i treni, di fare dei treni speciali per portare le persone a Venezia, perché diceva che già il Carnevale creava una situazione di criticità a livello di sovraffollamento della città. Incentivare le persone con i treni a recarsi a Venezia sarebbe stato un ulteriore problema, quindi aveva posto il veto. Quindi in quel caso la Regione e Trenitalia non c'entrano niente. Con gli Alpini abbiamo fatto quello che ci ha chiesto. Un regolamento dei flussi in qualche maniera, facendo così, no? Visto le polemiche e il dibattito che c'è a Venezia, non so che ne pensa. Che se l'unica soluzione che riusciamo a dare a gestire i turisti sia mettere i tornelli, vuol dire che è meglio che se ci estinguiamo, perché cioè, se un'azienda si lamenta perché fattura troppo e spera di fatturare meno e mette un blocco alla produzione, vuol dire che c'è un problema. Però c'è anche una Venezia da tutelare. Ma non ci sia un turista, scusate, non ci sia un ristoratore al mondo che dice no, non mandatemi più clienti, ne ho già abbastanza così. Non esiste, non esiste. Allora si deve gestire il turismo, perché ad oggi io, per esempio, quando vado a piedi al lavoro, passo per delle zone bellissime di Venezia, penso Scuola Grande di San Rocco, penso ai Frari, e sono praticamente disabitate, non c'è nessuno, con dentro pale del Tiziano, cose incredibili. E poi uno passa in strada nuova e ci sono 9 miliardi di persone che si strisciano. Allora forse dovremmo iniziare a gestirli questi flussi, non iniziare a dire ce ne sono troppi. Ma ragazzi, ma mezza Venezia, purtroppo, con delle cose uniche al mondo, è ancora vuota. Allora iniziamo a far funzionare quello che c'è prima di tagliarci da soli i rubinetti. Scusate, su questo è interessante la politica che sta mettendo in atto l'assessore Caner con varie politiche a livello regionale, perché noi siamo la prima regione a livello nazionale per quanto riguarda il turismo, certo. Però i turisti si recano a Venezia, a Verona e il lago di Garda, però il Veneto non è solo Venezia, Verona e il lago di Garda, sì. È molto di più, quindi sta mettendo in atto una politica, diciamo, di promozione di tutto il territorio e di altri angoli bellissimi della nostra regione per una miglior distribuzione dei turismi. Poi, sì. No? Anche come si dice in questo caso. Allora, vi faccio vedere quello che ha raccontato ieri il presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa per annunciare appunto questa svolta in tema di Pedemontana, ed entriamo nel dettaglio. Niente addizionale IRPEF nel 2018 per la realizzazione della Pedemontana veneta. L'annuncio del governatore Luca Zaia spazza via i timori degli ultimi 2 mesi, dopo che l'introduzione della nuova tassa era stata prospettata dallo stesso Zaia al Consiglio regionale, che l'aveva autorizzata con un voto. Ma non si tratta in alcun modo di una marcia indietro, puntualizza il Presidente. Lo può dire solo un lazzarone che ho fatto marcia indietro, vi spiego anche perché. Perché basterebbe leggere il provvedimento, la delibera fatta mesi fa, a marzo, nella quale c'è scritto chiaramente che la tassa è precauzionale ed era non un'applicazione di tassa ma una autorizzazione, e c'è anche di più, nel mutuo c'è scritto più volte prudenziale, il termine prudenziale, e ho anche detto nel presentare questo provvedimento in Consiglio, attenzione che fino al 31 dicembre può accadere di tutto rispetto a questo tema, ed è accaduto di tutto. In mattinata l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'accordo con i costruttori, arrivato al termine di una lunga e complessa trattativa che a marzo era ancora in corso. L'addizionale sarebbe servita a coprire il mutuo di 300 milioni di euro per sbloccare i cantieri. Nel nuovo accordo questo finanziamento è stato diviso in 2 tranche, 140 milioni nel 2018 e 160 l'anno successivo. Una spesa sostenibile nel bilancio annuale della Regione senza la necessità di introdurre la nuova tassa. Questa soluzione, sostiene Zaia, recepisce anche tutte le istanze sollevate dalla Corte dei Conti. La Corte dei Conti sta interloquendo, non può aver bocciato un contratto che non esiste, esiste da oggi, per cui pensare di dire che la Corte dei Conti ha bocciato sono sempre i soliti noti che diffondono queste informazioni. Noi abbiamo un buon rapporto con la Corte dei Conti, prova ne sia che abbiamo approvato lo schema di contratto e prima di andare davanti al notaio a firmarlo abbiamo voluto inviarlo alla Corte dei Conti in maniera tale che con tranquillità se lo veda assieme all'ANAC, perché non abbiamo nulla da nascondere.
Corte dei Conti e ANAC avranno alcune settimane di tempo per esaminare l'accordo, prima che venga firmato dai costruttori e dal dirigente competente della Regione Veneto. Se si firma nei tempi che ci siamo dati prima dell'estate, in 3 anni l'opera è conclusa. Allora, cominciamo dall'opposizione adesso, Assessore. Secondo lei quindi una marcia indietro? Beh, ma clamorosamente una marcia indietro. È venuto allora per Zaia è un lazzarone. No, ma infatti Zaia è entrato nella metamorfosi renziana dei gufi, la palude, i lazzaroni, tutte queste metafore qua, nomi e cognomi, siccome siamo noi che lo diciamo e non è un problema, ha fatto una mega retromarcia totale, perché è venuto dicendoci che assolutamente andava messa questa tassa che era assolutamente doverosa per salvare il costruttore, che altrimenti sarebbe saltato in aria, non si sarebbe mai più fatto niente, sarebbe crollato il mondo. Adesso invece viene a dire che c'era una trattativa in corso. Al di là di tutto questo, c'è un tema fondamentale. L'ha detto subito, no? Che cercava altre strade. C'è un tema fondamentale, ma perché non l'ha detto in aula? In aula non c'è stato detto a nessuno di noi, c'eravamo tutti, che c'era una trattativa in corso. Bastava dire trasparenza. Basta dire semplicemente la verità, quello che sta succedendo. Allora uno arriva e dice: signori, stiamo facendo una trattativa per dividere in 2 tranche, eccetera, eccetera, quello che è stato detto. Se non dovesse andare a buon fine, invece saremo obbligati a mettere l'IRPEF. Facile, pulito, dritto. E invece ci viene raccontata la storia dell'orso, che assolutamente, che è il fiscal compact, che è colpa dell'Europa, che è colpa dei marziani, che è colpa del governo, che è sempre colpa di qualcun altro, e invece invece sotto traccia stava passando qualcos'altro. Subito. Intanto vediamo il percorso. Ma non l'ha dichiarato ma no, scusate. Lei l'ha dichiarato la stampa, non in aula, quello è mancato a voi. Ma fermi tutti un secondo, ma noi siamo, volenti o nolenti, i rappresentanti dei veneti. Il Consiglio regionale rappresenta i veneti. Allora, se 5 milioni di persone sono meno importanti dei giornalisti, buon per voi, ma male per i 5 milioni di veneti, la verità va detta tranquillamente, non c'è nessun problema, uno lo dice e uno sarà d'accordo, uno non sarà d'accordo, ma diciamo la verità, perché altrettanto si è arrivati in aula dicendo: la Corte dei Conti è d'accordo a seguito dell'operazione, ANAC è d'accordo, ci ha già dato un responso. Allora, di ANAC ci hanno fatto vedere una slide dicendo che era il commento, il parere di ANAC, e invece era l'appuntamento di ANAC. E non c'è mai stato consegnato nessun parere di ANAC a noi consiglieri, non è mai arrivato nulla. Ad ANAC è stato chiesto e l'audizione si era tenuta ed è stato detto che c'è stata l'audizione. Ma c'è stato detto ANAC deve, nel momento in cui ANAC ha un atto in mano, scusami, ma ha un atto in mano che sta per essere modificato, ANAC giustamente dice, visto che penso che non abbiano tempo da perdere, modificatelo. Quando avete l'atto definitivo ce lo portate. Questa non è la storia dell'orso, sono le carte che parlano e si chiamano norme. Il fiscal compact, definirlo la storia dell'orso, vuol dire non avere la minima idea di come funzionano le cose. Io non dico allora, questo, Zaia non ha fatto nessuna marcia indietro, perché 2 mesi fa, quando ci siamo visti su questo studio, quando eravamo in questo studio, che è stato detto: e se Zaia riuscirà a trovare il modo di togliere la tassa, voi che cosa direte? Ne prenderemo atto? Infatti, e adesso cosa fate? È una marcia indietro e aggredite. Bastava dirlo, bastava dire cosa? Che c'era una trattativa in corso. Allora, la trattativa, Zaia è arrivato in aula, ha detto, non è questione di verità, è questione che nel momento in cui c'è una trattativa in corso non si può leggere i giornali in continuazione e rispondere alla minoranza in continuazione, perché a voi che il problema venga risolto non ve ne frega niente, perché finché la causa pende rende, no? È il detto che diciamo sempre, a voi non ve ne frega niente. Allora aspettate, torniamo a un punto. Io ricordo bene quei giorni, diciamo, anche perché abbiamo avuto un lungo dialogo con Zaia, poi con voi due, insomma, tutto il dibattito che c'è stato appunto anche sui giornali al di là dell'aula, perché che sottolineavamo prima. Sono tre i punti, ricordo molto bene. Diceva: o riusciamo a dialogare col governo e c'è una deroga al fiscal compact, o appunto c'è la tassa, o c'era una terza via che era sterilizzazione del fiscal compact, il contributo del governo, un ulteriore contributo del governo, oppure l'IRPEF. Esatto, queste tre e ha detto, e aveva ipotizzato, aveva detto: in via precauzionale io sono obbligato a farlo, perché se lo faccio tra 2 mesi non ci sarebbero più stati
dati Allora, le possibilità. Ma perché? Nel frattempo verifichiamo, abbiamo tempo fino al 30 novembre. Cosa vi erode? Il fatto Ma che non ci erode niente. quello che vi erode non è non siete felici, come no? Sono perché felicissimo di pagare una voi tassa avete ingiusta. cavalcato l'onda dicendo Zaia ha Cioè. messo le mani in tasca ai veneti e adesso le mani in tasca ai veneti Zaia non le mette, come non ha mai fatto negli ultimi 7 anni da quando lui è governatore del Veneto, e questo vi dà fastidio perché vengono a mancarvi vengono a mancarvi gli argomenti. Allora, non avete più gli argomenti di l'assessore, attacco. adesso sentiamo lei, l'assessore di fatto dice sostanzialmente una vittoria politica di Zaia. Ma allora, partiamo dal presupposto che è un mega fumogeno, perché quello che rimane, ed c'è sempre stato, è una superstrada che costerà ai veneti, carta della Corte dei Conti, arrivata 2 giorni fa. Ce l'ho qua, guarda, Perfetto. non c'è nessun problema. 8 miliardi e mezzo di euro totali costerà alla regione, costerà al pubblico. 8 miliardi e mezzo di euro ci costerà tra tutto, perché sono il miliardo circa che sono i soldi già dati e con gli ultimi 300 milioni, più 7 miliardi e mezzo per la manutenzione per i prossimi 39 anni. Quindi noi abbiamo un'infrastruttura da 8 miliardi e mezzo di euro, pagata interamente dal pubblico, con tutti i rischi che finiscono sul pubblico. Non lo dice Jacopo Berti che è brutto e cattivo, lo dice la Corte dei Conti, i famosi 13 semafori rossi che ha dato la Corte dei Conti. Non sono 13 semafori rossi, sono 13 domande. L'ha detto la Sacra Stampa, i 13 semafori rossi. E io se vuoi ti faccio, si chiede di riferire, si chiede di riferire, non hanno detto bocciato. Loro qui scrivono, si chiede di riferire. Ma io vorrei finire, allora. Prego. Siccome c'è scritto che la natura è sostanzialmente cambiata del contratto e non è più quello che è iniziato. Chi lo dice? Il giudice Berti? Chi lo dice il giudice Berti? C'è scritto la Corte dei Conti chiede le carte per poter verificare se c'è una modifica sostanziale. È vero o no che c'è scritto così? Chiede di verificare le carte e di riferire. Non può dire che c'è stata una modifica perché non ha le carte in mano la Corte dei Conti. Ma c'è scritto là. Chiede di riferire, non ha le carte in mano. Non ha le carte in mano. Ma non dovete. Io ti faccio solo una domanda, giusto per ti faccio solo una domanda. Allora, solo per capire se stai parlando con cognizione di causa. Prego. Con questo contratto tu dici che ci costa 8 miliardi. Va bene, c'è scritto là. Sì, vabbè, è sbagliato, comunque va bene. Con il contratto vigente oggi, visto che voi fino a ieri avete demonizzato il contratto che oggi è vigente e in vigore, quanto ci costa la Pedemontana? Allora, noi abbiamo 2 miliardi e mezzo di costi di costruzione, più speriamo che andassero in capo al privato, visto che doveva essere il privato a costruirla, non dovevamo essere noi. Quindi tutti secondo te noi abbiamo modificato un contratto e siamo partiti da 2 miliardi e mezzo e andiamo a 8 miliardi? Saremmo da prendere tutti e portare in manicomio se avessimo fatto una roba del genere? Non è che la Corte dei Conti dica che è stato fatto un lavoro incredibile. No, allora, se le carte si leggono e le relazioni... Ma no, perché se tu mi dici che la Corte dei Conti scrive, ragazzi, se tu mi dici che costa 2 miliardi e mezzo oggi e con il nuovo contratto costa... Non hanno detto questo. No, niente. Non hanno detto questo. La gente se lo può leggere. Ma sì, ma però lo puoi leggere anche tu, lo puoi leggere anche tu prima di parlare. Io devo sempre perché se tu mi dici 2 miliardi e mezzo contro 8... Io consiglio, non fidatevi, Jacopo Berti, mi permetto. Ma non fermatevi neanche della De Berti, prendetevi le carte e leggetele. Le carte, guardate, io le ho pubblicate su online, uno se le può leggere e cercare anche di comprenderle, perché se tu le pubblichi e basta, però non le leggi, perché quando le pubblichi le devi anche leggere. È che purtroppo perché anche nelle slide c'era scritto che andavamo a risparmiare ben quasi 10 miliardi. 10 miliardi con la ricalibrazione. Ma il tema è che la Corte dei Conti ci è stato raccontato durante la famosa giornata con le slide che era perfettamente d'accordo. Non è vero, ma trovami la frase dove c'è scritto che è perfeamente d'accordo. C'è scritto che c'era un'interlocuzione aperta con la Corte dei Conti, è ben diverso. La Corte dei Conti scrive, quindi vuol dire che i colloqui con la Corte dei Conti ci sono, partendo dal presupposto che chiariamo una cosa, la lettera della Corte dei Conti chiede di rispondere, la Corte dei Conti chiede di rispondere alle osservazioni fatte il 9 di novembre 2016 in gestione commissariale, ok? La Corte dei Conti ha notificato quella delibera l'11 o il 12 di novembre, i 6 mesi scadono l'11 o il 12 di maggio.
a casa mia, ok? La Corte dei Conti ha scritto il 10 maggio, quindi dando ben altri 30 2 giorni. Ma perché ha dato altri 30 giorni? Perché ha preso da organi di stampa che ci sono state delle modifiche, quindi ha concesso un ulteriore termine. Quindi l'interlocuzione perché... non era granché, se l'ha preso dalla stampa. Ma guarda che la Corte dei Conti ha dice che l'ha preso dalla pacchi, stampa, ma la Corte dei Conti di Roma, la Corte dei Conti di Roma ha pacchi e pacchi di carte di risposte, e le risposte ai 13 semafori rossi, come li chiami te, che chiedono solo di... Avete voi, sì, ma gli stampa. Articoli di giornale. Cioè, avete detto voi che era più importante la stampa di quello che dicevamo noi. Aspetti, la lettera della Corte dei Conti l'hai letta? La Corte certo della lettera, l'abbiamo no, non l'hai letta. Ma sì, l'abbiamo commentata no, te la sei fatta commentare, non l'hai letta. Te la sei fatta commentare. L'avrà letta Brusco. Mezz'ora di commento, mezz'ora di commento. Il suo collega. Uno può andare a vedere così. Fermi, va bene, va bene. Massima trasparenza. Ho la pubblicità che già è andata oltre i 5 minuti. Ci ritroviamo tra pochi secondi, tra poco. (20:10), torniamo in diretta con Elisa De Berti e Jacopo Berti, tema Pedemontana. Allora, un flash davvero l'assessore, poi torniamo a Jacopo Berti. Adesso il prossimo passaggio cos'è? L'attesa quindi di una risposta ufficiale da ANAC e Corte dei Conti? Adesso la struttura sta già predisponendo, definendo la risposta a tutte le domande, perché noi non aspetteremo a rispondere il 30 giugno, ma risponderemo nei prossimi giorni. Verrà inviato il tutto, l'atto con tutti gli allegati sia all'ANAC che alla Corte dei Conti, e poi lasceremo un congruo termine per far sì che sia ANAC che Corte dei Conti, se hanno qualcosa da dire, visto che nessuno vuole fare le cose non con la massima trasparenza, proprio nell'ottica della trasparenza, della cortesia istituzionale, mandiamo tutto. Quindi e attendiamo di fatto che ci dicano. Sdoppiato il mutuo, questo è sì, sostanzialmente verranno, invece di pagare dopo sostanzialmente scaduti gli 8 mesi, fatto il closing, pagare i 300 milioni, ne pagheremo 140 il primo anno, quindi nel 2018, e 160 il secondo. Con questo sdoppiamento il bilancio ha autonomia sufficiente, non ha bisogno per il fiscal compact di avere un fondo cassa, diciamo così, di 300 milioni certo. d'entrata. Va bene questa soluzione per voi? Ma rimane il fatto alla base di tutto che noi stiamo pagando con le tasse nostre un'opera che doveva costruire il privato. Cioè questo non cambia. Poi possiamo parlare di tecnicismi e ognuno avrà la sua parte di ragione lo farà e privato. Quindi non se ne viene mai più fuori. Ma rimane il nocciolo della questione che un project financing dannato, perché è veramente un contratto che purtroppo in Veneto ha creato dei danni enormi anche in altre situazioni, doveva essere appunto una cosa favorevole al pubblico, costruito con i soldi del privato, e invece ci troviamo che la costruiamo tutti coi soldi nostri. Le osservazioni imposte dalla Corte dei Conti sono che il contributo pubblico non doveva superare il 50% del costo dell'opera. Tutto il contributo pubblico servirà per costruire l'opera, in più pagheremo anche per la gestione, per tutto quanto, ci accolleremo tutti i rischi. Scusa, ma tu quando fai la A4, la A27, la A31 non paghi per fare l'autostrada? Detto questo, abbiamo i rischi, la paghiamo noi. Hai dei privilegi che non li paghi, tu non paghi l'autostrada, tu l'autostrada non la paghi. La beffa finale è che questi guadagnano anche 4 miliardi e 7 di euro, non 100.000 lire. 4 miliardi e 7 di euro guadagnano. Ma quello che guadagneranno lo si farà i conti, li farai alla fine dei 39 anni, perché c'è la manutenzione, e alla fine dei 39 anni 4 miliardi sono e 7 di state guadagno aggravate ed appesantite il rischio di disponibilità, cioè, ragazzi, che è il rischio in capo totale, al concessionario, che l'autostrada sia Poi, fruibile alla massima efficienza. Nel momento in cui non fosse così, ci sono delle forti penali e delle forti decurtazioni sul canone di disponibilità. Ma ho capito, ma non puoi dire che guadagnano quando non sai. Potresti dire hanno guadagnato i 4 miliardi. Ho capito, ma ci sono delle variabili che tu non hai la certezza oggi di che cosa succederà. Tu non hai la certezza di che cosa succederà. C'è tutta la manutenzione. Guadagnano. Manutenzione pagata, netto, ma tu quando fai la 4 paghi il pedaggio o hai qualche privilegio che la fai gratis? Perché anche quello è pagato. Noi paghiamo. Ma tu paghi. Noi paghiamo, ma il rischio è del concessionario, mentre il rischio qua è sul
pubblico. Questo è quello che chiede la Corte dei Conti a Sì, fronte di questa situazione. Ma scusami, ma il project financing, e il pubblico ci perde il project basta. financing trova Questo che fonte in dice? una legge regionale del Veneto? Dicono il project financing. no, e dicono che è cambiato il contratto, che non è più un project financing. Questo è uno dei punti della Corte dei Conti. Il punto 3 e 4. Io non capisco. Punto 3 e 4 6 di quel mesi documento. fa contestavi il contratto in essere, ok? Non è vero che ma chi è che dice che è peggio? La Corte dei Conti dice che è, allora, ribadisco, dice che è modificato, la Corte dei Conti non ha ancora l'atto in mano. Come fa a dire, cioè se tu non hai un atto in mano, non ha detto questo. Te lo stai, perché non hai letto la lettera? Ma come non è vero? Perché Allora, se tu avessi letto, uno va su Facebook mi vede che la leggo. lettera, uno va su Facebook mi vede che la leggo. Dicono 2 giorni fa, mezz'ora che la leggo e la di mandare l'atto. Loro dicono di mandare l'atto. Come fanno a dire che non va bene se ancora non l'hanno letto? Cioè vi chiedono di leggere queste carte, cioè inviateci queste loro carte. Fanno delle domande e dicono mandateci le carte che le sbagliamo. A fronte delle variazioni. Ma quali variazioni che non ce le hanno in mano? Non le hanno ancora valutate. C'è scritto così, assessore, prese dagli organi di stampa. La invito a vedere il punto 3 e il punto 4. Vuoi che lo leggiamo? Certo, volentieri. Vuoi che lo leggiamo? Certo, e dicono di riferire. E dicono di riferire. E dicono di riferire. Parla degli 8 miliardi e mezzo di euro. Cosa ho detto euro. Prima? Che fanno delle osservazioni sulla modifica. Ma perché ci continui a parlare del punto 4 per forza? Perché il punto parlano di modifiche e chiedono di mandare l'atto. Pensa a te quanto era prima, non erano i 2 miliardi e mezzo comunque. Però se studi un altro po' potresti superare l'esame. Prima purtroppo. No, assolutamente. Prima purtroppo Quindi prima non guadagnavano i 4 miliardi e mezzo, adesso guadagnano i 4 miliardi e mezzo. Prima guadagnavano ancora di più, in una situazione che è allucinante. Aveva bloccato i lavori, avevano finito i soldi, perché e quindi noi peggioriamo la situazione. Quindi la giunta Zaia siamo pazzi perché andiamo ad approvare un contratto che è addirittura peggio. Noi stiamo andando a dare i soldi a un'impresa che ha bloccato i lavori a Palermo, licenziato 200 persone perché ha finito i soldi per costruire il passante ferroviario. Ha un blocco. E questa è la situazione purtroppo che si è venuta a creare a Palermo. Allora a questa stessa azienda gli andiamo a dare 4 miliardi e 7 di euro. Io parlo di Pedemontana. 4 miliardi e 7 di euro li stiamo andando a dare netti puliti e ci prendiamo pure noi i rischi dei pedaggi. Ragazzi, a me sembra una roba allucinante. Scusa, la diversità di opinioni. Perfetto, tu mi hai detto ci prendiamo noi il rischio più che i pedaggi e il rischio traffico. Cioè, visto che tu contestavi prima l'atto che adesso è in corso, il rischio traffico prima in capo a chi era? E prima era al sì, era proprio quello che dicevate. Il rischio traffico lo dice la Corte dei Conti, lo dice la Corte dei Conti, è sempre stato in capo al concedente col riequilibrio, sempre stato in capo al concedente. La Corte dei Conti sempre stato in capo alla regione, ma tu, questo era quello che contestavi prima, te lo ricordo, perché non te lo ricordi più, quando tu contestavi prima che noi facessimo quest'atto, tu dicevi che il rischio traffico era in capo alla regione e la regione rischiava il default. Adesso ti dimentichi quello che fino a ieri dicevi e adesso tu dici leggiamo volentieri, ma li devi leggere tu però, perché se la gente ti ascolta poi pensa che tu li abbia letti. Può andare a leggere, guarda, può vedere che mi se vuoi ho l'iPad fuori, ho la fotografia della Corte dei Conti della relazione dove c'è la frase che dice che il rischio traffico è sempre stato in capo alla regione. Possiamo vedere sempre stato. Io che li leggo e questa è la relazione del 9 di novembre. Così non si può Abbiamo la fortuna di potervi seguire in televisione, non solo su Facebook. Allora, volevo chiudere solo con un punto. Abbiamo raccontato più volte in queste settimane di quella parte di cantiere a Vedelago con quel residente che ha cacciato le ruspe, si ricorda, ha detto finché non arrivano i soldi dell'esproprio io le ruspe non le faccio entrare. Lì a che punto siete? Allora, con gli espropri, allora sapete che c'è nel piano finanziario ci sono i 334 milioni di euro che pagabili, ad oggi ce ne sono stati pagati perché un mese fa hanno pagato 7 milioni di espropri, quindi siamo arrivati più o meno a un 60 milioni di euro erogati, erano 67 erogabili pagabili, quindi sono diventati 60 e il concessionario si è impegnato mese per mese a pagare altri espropri. Nei prossimi giorni arriverà un'altra tranche di espropri, quindi il concessionario continua a pagare gli espropri. Partite dal presupposto che noi abbiamo messo particolare attenzione nel nuovo contratto dove espropriati e subappaltatori devono nell'arco di pochi mesi, ovviamente parliamo di quelli che sono gli espropri esigibili, devono essere pagati in pochissimo mese.
breve termine, e i nuovi contratti che verranno stipulati dovranno essere pagati nei termini previsti dal contratto fatto con le associazioni di categoria. È prevedibile quindi la scadenza a 3 anni, come diceva il Presidente Zaia, chiusura delle carte entro l'anno? Sì. Entro 3 anni l'opera potrebbe essere completa e nel funzionante. 2009 hanno detto che era pronta nel 2015, nel 2011 hanno detto che era pronta nel 2017, nel 2017 dicono che sarà pronta nel 2020. Ma quando, scusami, io sono in regione dal 2015 e non abbiamo mai detto che sarebbe stata pronta nel 2017. Mai detto, smentisco questa cosa. È sempre stato parlato del 2020. Perché purtroppo, sempre stato parlato del 2020. Queste sono le proiezioni. Ma io me lo Se auguro tu fossi veramente, stato il governatore del Veneto sarebbe diventata la Reggio Calabria-Salerno, sicuro. Io questo non lo so, sicuro, però oggi purtroppo sicuro. vediamo la situazione che è molto perché grave. Non hai la capacità di capire quali sono i problemi e non hai neanche la voglia di studiare. Io non lo metto in dubbio. E non hai neanche la voglia di informarti. Purtroppo no, lo studio mi ha regalato solo una laurea. Fa male perché informa. Ma devi continuare però, perché se vuoi amministrare devi continuare a studiare. Bene, e non studi. Tanto non sarà l'unico appuntamento ovviamente nel quale torneremo a discutere di Pedemontana. Grazie Elisa De Berti e Jacopo Berti. A voi per averci seguito. Ricordatevi che ora c'è il telegiornale del Veneto e poi la prima serata di Antena 3. Domani mattina c'è la Voce del Mattino a partire dalle 6:30 con Fabio Fioravanzi. Grazie e buona serata.